Da allora si comincia con il Mestre Fenice che ha battuto il calcio d'inizio, calcio d'angolo che è pronto a battere, Lucio indietro, la conclusione questa volta di Odoardo ha dei riflessi incredibili. Un Lecco che è molto aggressivo, molto rapido sulle seconde palle, però sulla propria metà campo anche... E ancora Seferi, lo stesso identico schema di prima da calcio d'angolo, adesso da rimessa, si riparte da Arengi e a Borolo sulla sinistra, parte in velocità il destro e si allunga di Odoardo. Borolo che lo controlla con una pallombella, poi la gioca con Bui, spingono tutti quanti, il pallone al centro e c'è Pineiro che la butta fuori. Bui, Petri carica, il destro, non vedono la deviazione. Allora si è ripartiti, c'è una novità per le fila del Lecco perché non c'è più in porta Gabriele Arengi ma è subentrato Iazzetta. In questa occasione invece molto veloce Seferi ad appoggiarsi su Borolo e poi andare direttamente alla corta per andare... Ruzzene trova quella palla lì sospeso, 1-0-2, Ruzzene porta in vantaggio il Mestre all'improvviso, c'era una palla lì contesa, è rimasta in quella zona di nessuno dove il sinistro di Ruzzene ha battuto Iazzetta. Attenzione, ci ha provato Alciati, è uscito Anderson Zoi, è entrato Borolo. Sono stanchissimi anche, attenzione, l'1-2, Bui! 12:48, raddoppio di Barnaba Bui per il Mestre Fenice, 2-0, bellissima azione Antonio. Bella azione, un 1-2 lungo la fascia, Bui si è allungato e sull'uscita del portiere è un bel pallonetto sul palo più lontano. Bebettigno per Petri che riesce ad andare via a 2, apre per Bebettigno, la conclusione la traversa. Siamo alla metà del secondo tempo, Seferi in profondità per Borolo che si gira di Odoardo che trova una spaccata incredibile. Bebettigno, pallone al centro, Iazzetta sulla conclusione di Vailati. Qui Iazzetta che si salva in qualche maniera, il contropiede, Alciati di Odoardo! C'è la pressione alta, attenzione però con due da soli, il pallone, c'è il 2-1! Che c'è stata un po' di indecisione da parte dei giocatori di Mestre che sono andati a pressare alti per impedire di far entrare Anderson Zoi come portiere di movimento. Anderson Zoi che ha provato, attenzione di Odoardo che respinge e poi lancia lungo di Odoardo, l'ha cercato e l'ha messo. Allora la conclusione di Anderson Zoi, poi di Odoardo l'ha presa e l'ha proprio voluta questa palla, l'ha proprio cercata questa palla. E adesso si riparte, c'è in porta Anderson Zoi, conclusione e ancora... È già la seconda parata su Bebettigno. Lucio, Seferi, il pallone per Borolo, dalla parte opposta, Lucio che carica il sinistro, alto di un soffio sopra la traversa. Petri che prova a controllarlo, Seferi che lo pressa, Petri che lo tiene in qualche modo, ancora Petri che adesso riesce a liberarsi anche di Seferi, va sul fondo, Petri passa in qualche maniera, il colpo di tacco di Moscoso. Sia Bebettigno che Petri sono intervenuti con... Attenzione! Bebettigno ed è 4-1! Recuperata palla, Bebettigno sa dove si trova la porta, si gira automaticamente e la mette. Il Mestre Fenice si aggiudica questa 22esima giornata, 4-1 contro il Lecco.